Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate come la filosofia abbia strutturato in maniera decisiva il pensiero greco. Il mondo greco con la poesia, con l'epica, con la grande letteratura antica aveva detto molto sull'uomo, ma la filosofia fa un passo in avanti, pone una riflessione sull'essere umano che non è soltanto una riflessione di tipo letterario, è una riflessione di tipo razionale, legata al pensiero di ciascuno di noi. E lo fa attraverso delle scuole che si interrogano sull'umano e sull'essere umano. La prima scuola è la scuola che troviamo nella Ionia. La Ionia che cos'è? L'abbiamo detto già altre volte. La Ionia è una regione che oggi corrisponde più o meno all'Asia Minore, alla costa mediterranea dell'Asia Minore. Se avete presente la cartina geografica, avete l'Italia, avete la Grecia, e poi avete la Turchia. Ecco, pensate alla Grecia al centro, al fulcro di tutto questo, che durante la prima colonizzazione va a colonizzare non l'Italia, ma va a colonizzare le coste della Ionia. E tra queste colonie la più importante è quella di Mileto. A Mileto sorge una civiltà molto dinamica perché si fa avanti una classe sociale che è quella dei commercianti, che non ci sta più negli antichi modi, usi e costumi che avevano gli letterati di un tempo. I letterati di un tempo già erano dei contestatori, contestavano le antiche monarchie dell'epoca omerica, ma adesso c'è una nuova contestazione. I commercianti contestano gli oligarchi, contestano coloro che pensano di avere il potere in mano soltanto perché sono nati in un certo posto, hanno certe ricchezze e vivono di dinamicità. E quindi cercano un principio, cercano una forza, cercano qualcosa che giustifichi la vita, che non dipenda dalle cose materiali, ma che sia al di là di tutto. Cercano un principio che sia l'origine di tutto, ma che sia al di là di tutto, che trascenda tutto e che tenga in piedi tutto. Cercano quello che quando si va a scuola ci insegnano a chiamare arché. Ne abbiamo già parlato in puntate precedenti. L'arché è il motivo di tutta la ricerca filosofica degli Ionici. Gli Ionici attorno a Mileto saranno 3 i più grandi maestri ionici, cercheranno di capire da dove veniamo e in quel da dove veniamo non daranno una risposta di tipo fisico, ma daranno una risposta di tipo esistenziale. Da che cosa veniamo? Da che cosa proveniamo? Qual è l'origine? Pensate soltanto alla giornata di oggi. Da che cosa proviene questa giornata? Gli incontri fatti, le cose viste, i momenti vissuti insieme. Da che cosa arrivano? Da che cosa provengono? Questa è la domanda della filosofia, ma la domanda di ciascuno di noi. Ed è per questo che vale la pena ascoltarla, ancora qui, ancora domani, a Storie.